Buongiorno. mister. Buongiorno. Allora le chiedo, dopo l'ultima partita, com'è l'umore all'interno dello spogliatoio, per com'è maturata insomma la sconfitta, come vi state preparando per questa gara contro il Sud Tirol, con che atteggiamento va affrontata una squadra di questo tipo? Allora, cominciamo dalla delusione di Carrara, perché la delusione è veramente tanta per la sconfitta, sicuramente, e poi per come abbiamo preso i gol, perché assolutamente evitabilissimi, chiaramente bisogna lavorare meglio. Per quanto riguarda la partita di domani, è una partita tosta, come succede in Serie B, affrontiamo una squadra tosta, caratteriale, fisica, e quindi ci sarà da sudare. Ci saranno delle defezioni oppure tutti a disposizione? Tutti a disposizione, adesso vado così a memoria, poi c'è l'allenamento del pomeriggio che darà altre risposte. Recuperiamo Duncan, ma non sono sicuro di portarlo perché ha fatto un allenamento soltanto, per il resto stanno tutti bene. Ecco, un infrasettimanale, quindi poco tempo per recuperare in serali, che si potrebbe dare questa partita al di là di quello che ho appena detto? Devo dire che queste 3 partite nella settimana capitano, benissimo, perché sono distanziate da 3 giorni l'una dall'altra, quindi abbiamo tutto il tempo per recuperare. Per un discorso di alternanza di scelte, aspetterò l'ultima partita di questa settimana, quindi alla terza partita di solito si accumula un pochino più di fatica, poi dipende sempre da come uno può recuperare. Detto questo, vediamo domani sera se confermare la formazione di sabato scorso o se al contrario magari mettere dentro qualche forza fresca. Prego Marco. Ciao mister. Buongiorno. Sì, tu hai parlato della grande delusione. La squadra è scivolata all'ottavo posto dei playoff, che ovviamente è un risultato che non soddisfa voi per primi, immagino. Quanto ti preoccupa questa situazione per l'attuale posizione del Venezia in classifica? No, allora io la guardo la classifica, chiaramente mi farebbe piacere avere qualche posizione in più perché la meritiamo sul campo, o al contrario posso anche dire che meritiamo questo posto perché troppi errori stiamo commettendo. I conti si fanno alla fine. La squadra è in salute, la squadra gioca benissimo, crea tantissimo. Oltre alla delusione dei gol presi c'è sicuramente il rammarico di non aver segnato quando abbiamo creato, e quindi bisogna continuare così. Dico sempre abbassare la testa, pedalare più forte, perché quello che stiamo facendo probabilmente non basta e quindi bisogna migliorare tanti aspetti. Sì, che hai un po' l'impressione che la squadra, anziché qualche volta o durante alcune fasi della partita, anziché usare l'elmetto, come hai detto tu, usi le pantofole? Per usare un luogo comune sicuramente potrei essere d'accordo. Nei gol che abbiamo preso bastava interrompere l'azione senza usare l'elmetto, magari usare un pochino più di esperienza, visto che i giocatori di esperienza soprattutto in quelle situazioni lì li avevamo in campo. Quello che mi dispiace è che gli ultimi 2 gol presi, a parte anche il primo, difesa schierata, però gli ultimi 2 sono abbastanza simili. Noi perdiamo palla in attacco in superiorità numerica, quindi con la possibilità, per le qualità che abbiamo, per poter fare gol, e subiamo il gol in superiorità numerica. Quindi non è stato un contropiede, una ripartenza all'arma bianca per essere poi vulnerabili in aria, ma eravamo in superiorità numerica, quindi credo che ci sia da mettere qualcosa in più, consentitemi questo, che è fondamentale, usare di più l'esperienza, usare di più il mestiere, perché le partite si portano a casa anche così. Ciao mister, senti, può essere una sconfitta di quelle tra virgolette utili per rendersi conto che magari a volte bisogna cominciare al collega, giocare magari un po' più nel netto,
Tutto serve. Sicuramente da una sconfitta ci si può trarre tante cose positive. Adesso non sono qui a dire che meno male che è arrivata, perché mi rode, mi dà fastidio aver perso, e soprattutto in questo modo, però il soprattutto in questo modo fa sì che il mio pensiero sia assolutamente positivo, nel senso che allena una squadra forte, fortissima. Noi diamo l'impressione che in qualsiasi momento possiamo fare male. Mi dispiace soltanto che è una storia che si è ripetuta, perché vado ad allacciarmi al 2-0 a Pescara negli ultimi 10 minuti e ad aver portato a casa soltanto un punto in una partita stradominata, quindi vedo delle analogie in questo senso. Non dovrei dirlo io, perché vi do spunto per avere nella considerazione di queste partite e di questa squadra sicuramente delle situazioni che, visto che si sono ripetute, non devono succedere, quindi bisogna far tesoro, continuare così, perché la strada è questa, e guai se dovessimo fare un passo indietro, giocare magari con il braccino corto o non avere il coraggio e la qualità del gioco che la squadra ha mostrato. Quindi bisogna continuare così e sicuramente arriveranno le vittorie, perché ce le meritiamo tutte. Senti, tutte le partite che ho visto, è vero quello che dici, sono d'accordo, che c'è sempre dominato, a parte forse quella di Juve Stabile dove eravate in meno. Esatto, sì. Ma perché non si riesce a concretizzare secondo te? Cioè, è una questione Qualche conferenza fa ho detto cosa serviva a questa squadra per poter portare a casa il risultato. Io banalmente ho detto il gol, banalmente dico il gol. Adesso non so se è una questione di qualità, se è una questione di cattiveria nel volerlo fare, però non posso pensare che esiste un altro modo per poter riuscire a farlo. Bisogna continuare così, perseverare, magari creare di più, perché probabilmente quello che creiamo rispetto a quello che produciamo è poco, quindi invece di tirare 25 volte in porta magari bisogna tirarne qualcuna in più. Michele. Mi stai parlando di Duncan, Compagnon è questione di momenti, anche lui si sta allenando non con la squadra ma a parte, però ormai è out, sì. Però è dentro, dai, manca poco. E cosa rappresenta quest'Europa il Sud Tirolo? Beh, allora la mia prima esperienza da professionista, o perlomeno da allenatore dei grandi, è stata, tra l'altro ci sono tornato un'altra volta, ci sono ancora le stesse facce, e quindi è bellissimo, perché è un ambiente straordinario per fare calcio. È cresciuto a dismisura, è diventata una realtà. Prima lo era per il centro sportivo, adesso si è consolidata anche strutturalmente anche nella società, e chiaramente le strategie della società per mettere dentro rose importanti l'hanno fatto in tutti questi anni. Poi lì si è iniziata il legame comunque con Andrea. Sì, ho conosciuto Andrea e da lì diciamo che il nostro percorso lavorativo è proseguito. Flavio. Mister, tornando alle situazioni che diceva prima che si ripetono, in questa stagione in Venezia, ad eccezione delle partite dove sono terminate 0-0, è sempre passato in vantaggio, però come abbiamo visto in alcune situazioni è stata recuperata, e in realtà anche nella scorsa stagione la squadra aveva questo problema. Insieme alla Juventus era la squadra che a cui ha subito un recupero di risultato. Secondo lei c'è un tipo di spiegazione che si può dare, che può essere anche di carattere mentale? Io paragoni con la stagione scorsa non posso e non voglio assolutamente farli. Io potrei parlare soltanto di questa. Mi auguro di andare ancora in vantaggio e di non andare sotto, per vedere se siamo in grado di assolutamente. La squadra deve continuare a lavorare così, io rispondo in questa maniera qua, deve continuare così e non deve mollare un centimetro, deve continuare a credere in quello che fa e soprattutto, come è giusto che sia, migliorare certi aspetti. Troppo importante mantenere questa qualità di stare in campo.
le cose vedo che migliorano al di là della sconfitta di domenica, perché comunque è una sconfitta che brucia, è una sconfitta che ci porta un pochino più dietro in classifica, ma siamo assolutamente attaccati, soprattutto con uno stato di forma sicuramente importante. Mister, sulla prossima partita si sta pensando a gestione delle energie con i giocatori, e volevo chiedere anche che tipo di squadra si aspetta nel Sud Tirolo. Ma la squadra, l'ho detto prima, è una squadra che è caratteriale, è una squadra che lavora a tutto campo con i duelli, è una squadra fisica, è una squadra molto verticale, diciamo che la si conosce, quindi prenderemo le nostre contromisure. Per quanto riguarda il turnover non so, adesso ci troviamo fra un paio d'ore, quindi vediamo chi starà meglio, se c'è qualcuno che magari sa che può essere affaticato sarà alternato, vediamo fino a domani sera, vediamo, abbiamo tempo.